sto pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? Presso il Cinema Olimpia di Margine Coperta si presenta la stagione 2011 dell'ASD Giussredi Ciclismo. 2 formazioni, una femminile con 8 atlete che saranno impegnate nella categoria juniores e under 21 ed una maschile amatoriale con ben 22 elementi. Una stagione attesa perché specialmente la squadra femminile è una delle più quotate a livello nazionale. A questo punto andiamo ad ascoltare i contributi che abbiamo realizzato. Giacomo Bacci, vicepresidente vicario del comitato della Federazione Ciclistica Italiana, quest'oggi si svela il gruppo sportivo Giussredi Ciclismo, una formazione con una bella squadra femminile, che quest'anno può ambire davvero a prestigiosi successi. Ma sì, almeno a quello che si dice sulla carta, veramente una squadra molto competitiva, una squadra importante soprattutto per questa regione che in questi momenti ci vuole benissimo un richiamo, ma che sicuramente anche questa commissione femminile sta ben lavorando, quindi ci auguriamo che questo specchio di cui queste società ci fanno possa essere un richiamo importante affinché il ciclismo femminile prenda sempre più possesso. Ecco, Giussredi Ciclismo è impegnata anche sotto il punto di vista organizzativo perché sono diverse le gare che ha messo in cantiere anche per il 2011 e questo per il comitato regionale è sicuramente un punto a favore. Ma credo proprio di sì, ci stiamo muovendo in questa direzione e mi sembra che tutto ciò che viene fatto stia andando nella direzione giusta e quindi io credo che andando avanti così si possa veramente crescere e quindi ridare vitalità allo sport femminile. Maria Bruni per la commissione femminile del comitato regionale toscano e quest'oggi parliamo soprattutto di ciclismo femminile con il gruppo sportivo Giussredi Ciclismo e sono 8 le ragazze che le abbiamo già un po' scoperte, ma sono ragazze che hanno sicuramente ottime qualità. Sì, infatti sono un bel gruppo, poi appunto mi ha detto gruppo molto affiatato e questo è una gran cosa per la società perché quando il gruppo è affiatato si può fare grandissime cose, grandissimi traguardi. Ecco, per la commissione femminile il gruppo sportivo Giussredi rappresenta ovviamente un punto di riferimento, ciclismo femminile da tanti anni ormai. Sì, un punto di riferimento in effetti anche per quelle ragazze che vogliono continuare a svolgere la disciplina che più gli piace, in questo caso il ciclismo, e che hanno una continuità, vale a dire dopo le allieve hanno comunque un punto di riferimento, la Giussredi, dove svolgere l'attività come juniores. Francesco Bernardini, presidente dell'ASD Giussredi Ciclismo, quest'oggi si svela la nuova formazione femminile e quella amatoriale. Partendo da quella femminile si può dire che quest'anno quando si va alle corse dovremo stare attenti alla Giussredi. Sì, infatti quest'anno abbiamo fatto proprio uno squadrone, la squadra è di 8 atlete, tra cui ce ne sono 2 o 3 che vanno veramente forte e se rispettano quello che hanno fatto, i risultati tutti l'anno passato, il 2011 sarà un anno per noi di tante vittorie, almeno così i pronostici ci danno per favoriti, poi vedremo. Bene, a contorno della squadra femminile agonistica anche un gruppo di amatori, sono una ventina, che portano in giro il nome di questa storica formazione. Sì, infatti anche questi ragazzi che abbiamo tesserato quest'anno faranno tutto il calendario delle più importanti Gran Fondo in tutta Italia. Hanno già fatto il Laigueglia, il Montalbano e tante altre che faranno in futuro. Anche loro è un gruppo di ragazzi molto simpatici che hanno come unico obiettivo quello di divertirsi in bicicletta pedalando per salute. Un'attività particolarmente impegnativa quest'anno che sarà possibile soltanto grazie al contributo di un gruppo di partner che vi è a fianco e anche quest'anno vi ha rinnovato la fiducia. Sì, infatti quest'anno con i numeri delle ragazze e degli amatori avevamo bisogno di diversi sponsor che ci dassero una mano per portare a termine tutta la stagione 2011. Per questo bisogna ringraziare la Verillegno, Fabiani, Sabatini, Vabematic e tutti gli altri che ci hanno dato veramente una mano affinché queste ragazze
facciano tutta la stagione 2011. Marco Mazzacchi è assessore allo sport del comune di Massa e Cozzile e questa è una bella realtà di sport perché tante giovani che fanno ciclismo e poi un bel gruppo di appassionati. Sì, la prima cosa che mi viene da dire è questa: faccio i complimenti alla Giussfredi Ciclismo, al suo presidente e a tutto il suo staff, ma i complimenti perché credo che quest'anno stanno allestendo una squadra ad alto livello, una squadra diciamo ad altissimi livelli. Da quelle che sono un pochino le mie informazioni posso dire che ha un organico che era già forte. Quest'anno si sono aggiunti alcuni elementi, diciamo è stata fatta una campagna acquisti e quindi la Giussfredi avrà una squadra di elite juniores di notevole caratura tecnica. La Giussfredi ha passato in alcuni diciamo un anno fa, alcuni momenti di difficoltà, però mi sembra che adesso per la stagione 2011 stia facendo veramente, come dire, la stia iniziando in grande stile. Fra poco so che comincerà la stagione agonistica, se non erro già domenica prossima c'è una gara. Ecco, credo e quindi ne sono sicuro che i colori verde e rosso della Giussfredi quest'anno avranno delle soddisfazioni, sarà una stagione ricca di soddisfazioni, quindi io faccio un in bocca al lupo a tutte le ragazze e poi senza dimenticare anche la squadra di cicloamatori che quest'anno è numerosa, quindi quest'anno la Giussfredi con l'elite, con le juniores, con le ragazze e poi con i cicloamatori che sono un notevole gruppo, 22 mi hanno detto, sta allestendo veramente a livello provinciale credo un qualcosa di importante. Come amministrazione saremo di supporto, di sostegno, su quello è sicuro. Lascio la parola. Massimo Nicolai, sindaco di Massa e Cozzile, abbiamo parlato con l'assessore dello sport, è proprio una bella realtà questa, una realtà di aggregazione, una realtà che dà la possibilità a queste giovani atlete di arrivare e poi un giorno magari sperare il passaggio nel professionismo, alcune di queste probabilmente già il prossimo anno arriveranno al professionismo, il vostro supporto non può che essere pieno a questa storica società. Sicuramente bisogna dire grazie sia alla società che agli atleti, specialmente in un momento come questo in cui c'è un deficit di spinta da parte del governo ed anche più che del governo anche della realtà economica attuale. Ci sono sempre più difficoltà ad andare avanti per le società, ci sono carenze dal punto di vista economico per cui spesso sono costretti sia i genitori a volte gli sponsor a fare dei sacrifici enormi. Da parte del comune è la stessa cosa, anche noi siamo sempre tirati con gli aiuti purtroppo per il momento economico. C'è da dire che bisogna cercare di sostenere più che si può questa realtà perché prima di tutto portano lustro al comune stesso, perché la società è una società esistente da molti anni, il fatto che ci sia stato anche la ricerca di un potenziamento è una cosa molto importante e noi cercheremo anche di sostenere questo, senza contare che poi bisogna cercare di sostenere quello che è la passione per lo sport. Io che sono stato sono tuttora uno sportivo, lodo l'impegno che profondano queste ragazze, gli stessi dirigenti, le società gli sponsor che aiutano, perché aiutano a sostenere una realtà che è veramente bellissima e noi come comune non possiamo che esserne orgogliosi. Roberto Fabio Cappellini, assessore allo sport della provincia di Pistoia, abbiamo un po' fatto un po' luce sulle amministrazioni che sono a fianco di questa società, voi non potete mancare perché è davvero una bella realtà. Certo, come nella nostra provincia il ciclismo è uno sport che è assolutamente importante, sicuramente è lo sport forse più amato e forse più praticato più di ogni altro. Io credo che sia grazie a questo intimo legame fra questo sport e il nostro territorio che siamo riusciti insieme ad altre realtà provinciali, insieme ad alcuni comuni ad farci assegnare il mondiale di ciclismo del 2013. Io credo che sia
più che grazie diciamo, all'impegno che ci abbiamo messo come istituzione, credo sia grazie proprio al lavoro che tutti i giorni fanno le persone che diciamo, organizzano davvero e che davvero amano e che praticano questo sport. È grazie a loro se questo grandissimo evento che da qui a pochi anni si svolgerà anche nella nostra provincia ce lo siamo aggiudicati. Monica Loverzo guiderà la squadra delle ragazze junior e under 21, un bel gruppo, 8 atlete, un gruppo affiatato e con anche degli ottimi elementi. Sì, sicuramente sono delle brave ragazze e delle belle atlete. Questa settimana, dopo una settimana di ritiro, mi sono resa conto che effettivamente c'è una buona merce su cui lavorare. Loro hanno tanta voglia di imparare, quindi c'è tutto da guadagnare, insomma. Senti, ormai manca davvero poco al debutto, diamo un po' di punti di riferimento a questo punto. Sai, per quelle che sono il primo anno da juniores sicuramente è tutta una prima esperienza, quindi è tutto da scoprire, da vedere, perché cambia completamente il mondo del ciclismo femminile passando juniores. Le altre io spero di avere comunque delle conferme con Rossella, con Alice, insomma. Vedremo, dai. Edita Pucinskajte, qui alla presentazione della SD Giussfredi Ciclismo, sono tante queste ragazze, sono 8 che amano fare questo sport e che lo praticano grazie a questa formazione. Anche tu sei passata dalla loro età, cosa ti senti di dirgli? Le auguro di continuare a amare questo sport che è bellissimo. Non è uno sport al declino come qualcuno sostiene, è uno sport da cui si può imparare, si può crescere, è sport che contiene tantissimi valori e quindi crederci perché possono riuscirci anche loro a realizzare i propri sogni, è la cosa credo che più bella realizzarsi attraverso la propria passione, la cosa più bella che può capitare a un atleta. Ecco, questo è il mio augurio a questi ragazzi, giovani, entusiaste, che anche una formazione molto forte, quindi partono forse in un certo senso svantaggiate perché avranno gli occhi puntati su di loro, ma d'altra parte avere una formazione forte significa essere anche motivate, anche di far bene, e quindi le vedo bene, le vedo tutte entusiaste, faranno sicuramente una buona stagione per questa società storica che ha un nome veramente storico, un nome molto molto importante.